Altra trasferta nel Padovano per il Castelnuovo del Garda, che affronta il Pozzonovo nella 7ª giornata di eccellenza. Dopo 3 minuti e 40 sono subito i padroni di casa a farsi vedere. Avesani perde palla, ma fortunatamente il tiro di Faggion non impensierisce Dal Bosco. All'11° ci provano ancora i padovani, questa volta con il tiro dalla distanza di Michelotto. La palla è fuori. Al 13° ecco il Castelnuovo con la prima vera occasione. Punizione affidata a Viviani, il cross arriva dentro l'area di rigore per Sabaini, che dopo il rimpallo prova il tiro che viene parato. Nella ribattuta il pallone finisce sulle gambe di Sabaini, fuori. Al 18° corner per i neroverdi, Viviani crossa, la palla arriva sui piedi di Avanzi che prova il tiro che sbatte sulla retroguardia avversaria. Al 27° si fanno vedere i padroni di casa, Franzolin la mette in mezzo, Bernardi non ci arriva ma il pallone è sempre vivo e dopo uno scarico arriva sui piedi di Badiello che è posizionato bene e prova il tiro che finisce largo. 2 minuti più tardi Bernardi con un passaggio perfetto trova la sovrapposizione di Franzolin che carica il destro ma Dal Bosco para e difende il proprio palo. Ancora Pozzonovo al 43°, il tiro di Michelotto finisce altissimo. Al 46° sventagliata perfetta che arriva sulla corsia di sinistra, Michelotto stoppa, avanza di qualche metro e da posizione defilata prova il tiro, anche in questo caso alto. Dopo 3 minuti di recupero finisce la prima frazione di gioco, la gara è ancora bloccata sullo 0-0. Nella ripresa si fa subito vedere il Castelnuovo, il cross di Avanzi viene allontanato dalla difesa avversaria male perché il pallone arriva sui piedi di Dentale che al volo di destro spara alto. Al 10° si fa vedere il Pozzonovo sempre con Michelotto, l'uomo più propositivo tra i padovani, l'esito fortunatamente non cambia e il pallone è alto grazie anche all'ottima chiusura di Montresor. Al 16° cross perfetto di Viviani che trova sul secondo palo il colpo di testa di Forestan, attento il portiere avversario. Si va al 35°, prova la squadra padovana con una sventagliata, ma il pallone è lento e Dal Bosco in 2 tempi blocca. Al 37° punizione interessante per i neroverdi, sul pallone va Gallo, il tiro è bello ma il pallone non si abbassa e va alto. Al 40° di nuovo il tiro di Michelotto, il giocatore si dispera perché l'esito è lo stesso. 1 minuto più tardi il Castelnuovo è in inferiorità numerica, sulla corsia di destra è bravo a saltare l'uomo il giocatore del Pozzonovo che sulla sua corsa trova poi l'intervento di Avesani che lo atterra al limite dell'area. L'arbitro vede tutto ed estrae il rosso diretto, la squadra di Vecchione ora deve stringere i denti. Sul calcio piazzato va Gisella, il tiro finisce largo. Il Castelnuovo ci crede, al 44° bellissimo 1-2 tra Quintarelli e Minuccelli che avanza e prova il tiro, troppo debole. Al 46° corner per i padroni di casa, batte Michelotto che dopo una deviazione trova la testa di Gisella. Dal Bosco para senza problemi ma non finisce qui perché al 47° il solito Michelotto ci riprova dalla distanza, il destro va fuori. L'ultima occasione del match è per Viviani al 50° su punizione, anche in questo caso il tiro non impensierisce il portiere avversario. Finisce qui, finisce 0-0 tra Pozzonovo e Castelnuovo, un punto che muove la classifica, ora testa già alla prossima gara.